Oggi come più che mai il 4 novembre 2020 va dedicato all'unità nazionale, quell'unità che con tanta fatica è stata costruita, con tante morti, tanti caduti, ma che oggi diciamo è fondamentale, un'unità tra cittadini, istituzioni di ogni livello per superare questo momento particolarmente difficile, una pandemia mondiale che ovviamente ci ha colti anche impreparati, al quale stiamo cercando di reagire, ma verso la quale possiamo solo superare questo momento se ci sarà una vera unità tra tutti. Quindi ha un significato più che mai importante il 4 novembre del 2020. E aggiungo l'apporto fondamentale, perché non solo è la festa dell'unità nazionale, ma è la festa delle forze armate. Forze armate che hanno continuato nelle loro missioni e nei loro compiti istituzionali, ma stanno affiancando e supportando il personale sanitario e con le forze specifiche dell'esercito, ma anche delle altre, sia dell'aeronautica, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, stanno mandando i loro medici a supportare il personale sanitario che è in grossa difficoltà. Per cui li ringraziamo ancora di più per quanto stanno facendo e che non hanno mai smesso di fare, con quel senso dello Stato che è assolutamente importante oggi. Lo abbiamo visto, lo abbiamo capito. Io mi permetto anche di ricordare a tutti che questo momento, ai nostri cittadini, alle nostre cittadine, ai nostri giovani e giovanissimi, che questo momento lo possiamo superare se tutti rispettiamo le regole. Anche nei confronti delle persone che conosciamo bene dobbiamo ricordarci di utilizzare la mascherina, non abbassiamola, perché è chiaro che se si è asintomatici si è molto contagiosi, non si hanno sintomi ma si possono trasmettere e voi giovani li potete trasmettere alle persone più anziane nei quali l'effetto della malattia è molto più devastante. Vi prego, faccio questo appello perché è importante. Io ho visto tra i cittadini e le cittadine grande responsabilità. Ricordiamoci di non stare troppo vicini perché è attraverso le vie aeree che si trasmette, molto di più attraverso il fiato, attraverso gli starnuti. Non mettiamoci le mani negli occhi, sanifichiamo spessissimo le mani e ricordiamocele queste regole. Non abbassiamo la guardia perché altrimenti anche tra di noi, tra voi, vi contagiate, ma contagiate le persone più deboli e più fragili. Ed è importante che proteggiamo le persone più deboli e più fragili. Grazie.